rimasto sconcertato perché mi hanno chiamato ieri pomeriggio, che ero già via, e mi hanno detto guarda che gli stanno facendo un massaggio cardiaco, mi hanno spiegato un po' il fatto, come è successo, e niente. La comunità di Polcenigo è in lutto per la tragica scomparsa di Filippo Morello, il giovane motociclista di 23 anni morto nel primo pomeriggio di ieri a Romans di Zonzo durante una gara regionale di motocross. Originario di Orsago, Filippo era tesserato al Motoclub di Polcenigo, realtà sportiva che oggi piange la perdita di uno dei suoi ragazzi più promettenti. Ma Filippo, per quanto lo conoscevamo noi, era una persona splendida, veramente, cioè, un bravo ragazzo, pochi così se ne trovano. Difatti siamo in un dispiacere infinito e grande, anche perché veniva a aiutarci alle gare spesso, era sempre disponibile. Purtroppo, è successo il fattaccio e niente, così. Lui, se non ricordo male, era venuto che era minorenne, dovrebbe aver avuto 17 anni, e poi agonisticamente parlando invece ha iniziato l'anno scorso con delle gare di enduro, per poi buttarsi nel cross. Difatti questa era la seconda gara di regionale che faceva, e niente, andava anche bene come pilota, diciamo.